no, la Fiori ha fatto gli acquisti, sono riuscito a comprare per 20 milioni Martial e per 15 Laporte, Fiori. Siamo riusciti a portare tutti e due difesa centrale fortissima, Inigo Martinez e Enrico Laporte, Fiori, perché è un nome curioso Laporte. Veramente alla grande, Fiori. Abbiamo preso anche come trequartista delle belle speranze Odegaard da Real Madrid, 17 anni, possibile potenziale crack del calcio. E mi sono tenuto 22 milioni di euro per il prossimo anno, Fiori. Quindi siamo alla grande, siamo passati in Coppa di Spagna, adesso ce la spariamo le semifinali insieme, perché sapete che fino alle semifinali io le coppe nazionali non le registro, perché è una tradizione comendiana. Siamo andati bene, abbiamo vinto 1-0 comunque, ma Rakitic si è rotto 3 settimane, questo è l'unico punto, diciamo, un po' del cazzo, però Fiori la stagione sta prendendo una buona piega. Bello. Vai, vai. Vai, Fiori. Siamo al Riazor della Corugna. Debutto di Martial e Laporte e un messaggio di veramente di preghiera per Parigi e per quello che è successo. Qualcosa che non commento, chiaramente perché commentare su un canale non è il caso, però insomma lasciamo perdere. Un pensiero ai nostri amici francesi, ai nostri cugini, che possiamo anche sfottere nel calcio e prendere in giro, ma che quando si parla quando si tratta di queste cose qua, ragazzi, solo tanta solidarietà. E non so, io veramente avevo una stretta al cuore fortissima. E ringrazio anche voi per il supporto dopo Fallout, che sono un po' dispiaciuto per il canale, ma voi supportate sempre alla grande. Vabbè ragazzi, adesso andiamo. Deportivo La Corugna, Valencia CF, e noi abbiamo il miglior record in trasferta della Liga. Via. Vai. Dai ragazzi. Adesso la nostra squadra è molto molto forte. Attenzione, attenzione. Calcio di rigore per il Depor. Calcio di rigore per il Super Depor purtroppo. Dopo 19 minuti subito beffa. E c'è la parata di Alves! La parata! La parata di Diegone! Fantastic job! No! Ancora Alves! Mamma come stiamo soffrendo! Mamma mia le sofferenze! Dai, buttiamola su! E il Kun se ne va, il Kun se ne va! Niente da fare. Dominio della Corogna qui alla Riazor. No, 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 cazzo, sveglia! Ma sveglia! È un dominio del Deportivo, Fiori. Calma, gran calma, Fiori. Relax, relax. No! Ok, manco male. Il Bacca, vai, bravo. No. Porca puttana. Porca trota. Bravissimi. Vai Gomez. Vai Gomez, vai André. Vai piccolo André. Niente da fare. Sta giocando benissimo il Super Depor. Occhio. Roba nostra, roba nostra. Oddio, sbaglio qua. Sbaglio di fuego. Boom, gol Deportivo. Era nell'area purtroppo. Il Fegu. Bravo, dai Negredo. Lo squalo. Ma dai, ma chi la passa lo squalo? Mamma mia. Non riusciamo proprio a rubare palla. Se continuano così, ovviamente nessun obiettivo sembra precluso. Stai zitto, va. Bravissimo Fuego, giocando bene Fuego, Odegaard. Odegaard bello. Negredo. Bella parata del negro. Cioè sul negro. No, sti errori. Bravo Odegaard, anche se è stanco, anche se è appena entrato e distrutto, quindi ha una stamina tipo del 2%. Bellissima stazione. Dai Barra che andiamo a pareggiarla. Dai che andiamo a pareggiarla. Barra show, Barra show. Non ci credo, non ci credo. In the box, Pareco. Uno dei nostri. Non ce la fa la porte. Sconfitta neanche meritata alla fine, vaffanculo. No, ma cosa sbaglia però?
Dai. Niente da fare. Contro il Rayo Vallecano siamo ancora a un punto di vantaggio sul Barcellona e abbiamo fatto l'acquisto dell'ultimo minuto a 12 milioni, è arrivato anche Ramirez, il mio pupillo, lo sapete, a centrocampo per dare un po' più di tranquillità, però si è rotto di brutto la porte. Allora lasciamo perdere. Non ho neanche visto in realtà quanto è fuori, ma lasciamo perdere. Anche la porta appena comprato fuori, quindi Rakitic e la porta infortunati. Però un Ramirez in più che dà un po' di benzina a sta squadra che sembra un po' stanca, eh. Io non voglio dire niente, ma sembra un pochino stanca e aspetta. Da dire che Amici sportivi appassionati di calcio, benvenuti. se vinciamo questa Un saluto da parte di Pierluigi Pardo. dimostriamo di esserci. Vai ragazzi. Ramirez, eccolo qua, Ramirez, il nostro Ramirez dei record che ha fatto merdone sempre con noi. Attenzione, il Bacca vede Aguero! Mamma mia per il Bacca, ma stiamo giocando non benissimo purtroppo. Siamo un pochino in difficoltà, ragazzi. Siamo in un momento dove la squadra forse deve riprendere fiato dopo una stagione finora comunque stupenda, a parte la Champions, ma siamo comunque in Europa League, possiamo dire la nostra nell'Europa League, comunque una bella coppa che sono batta purtroppo solo dagli italiani. Vai. Attenzione però. Ah, Boateng al Barça, ok, Sborom, il Barça si è un po' rafforzato. Occhio, eccola là. Occhio ragazzi. Però, ma dov'è il fallo? Ma dov'è? Ma dai, ma per cortesia. Fuori, merdaccia, sento che con Raio in casa bisogna vincere, però con Raio in casa, Dio Christiansen. Gaia. Isco. Martial. Ma che cazzo di passaggio è? Isco. Feguli. E il Kun. Bellissimo per il Fegu. Il Fegu la incroa. Peccato, ma dai che ci siamo. Isco, madonna che cross di merda. Martial non tira, Dio santo. Bravissimo Gaia. Attenzione, Martial. Mamma mia. Niente da fare, 64esimo. Non riusciamo a sbloccarla, Fuori, merdaccia umana. Niente, il francesino sbaglia. Questa invece non è lunga purtroppo. Manca tanto comunque Rakitic, signori, manca veramente tanto. Fanno anche i numeri quelli del Raio, se vabbè, ciao. Dai, no, niente da fare. Prova a metterla in mezzo, roba nostra, per cortesia, vai Gomez. Gomez per il Fegu. Vai Fegu per Sergione Aguero. Martial. Ah! Ultimi cambi. Esce il francesino, entra Negredo. E mettiamo Odegaard qua, dai. Andiamo a farlo crescere Odegaard. Dai, vai Isco. Buono. Bellissima questa azione, dopo però la perdiamo. Siamo lenti. Oh, 78esimo. Vabbè, ma chi sono tutti Maradona, dai però. Ma questa è una roba che non sopporto. Adesso la tira indietro, ridicoli. Aguero, il Kun se ne va distrutto, niente da fare. 83esimo neanche riesco a fare i cambi, va in culo. Bello. Bravo, questa è bella. Buono. Buonissimo. Vai francesino, entra in aria. Come se, vabbè, ma me la prende come Baresi, ma dai.
Ma dai, ma per cortesia. Roba nostra ancora. Dai, Fegu. Per il francesino. Ramirez, Fegu lì. Tiro di merda. L'intervento del portiere. Niente da fare, è andato a un pareggio. Ci siamo un po' fermati dopo le belle prestazioni. Pericolo. Ma no, non dovevo fare questo. Il difensore. Finisce qua. E si chiude. Andiamo a vedere la classifica. Cazzo, abbiamo dominato, porca puttana. Andiamo a vedere la classifica. Real Madrid addirittura in testa, sul Barça una partita in meno, però 43, 42, 42, Atletico Bilbao, Madrid 41. Campionato, stupendo, raga, un saluto da Kumendo, Ciao!